Alla presenza del direttore della DIA, il generale dei Carabinieri Giuseppe Governale, si è tenuto stamani un convegno dal tema legalità e contrasto alla mafia, organizzato dalla dirigente scolastica Anna Maria Sermenghi del liceo Empedocle allo spazio Temenos, finalizzato allo sviluppo della cultura e della legalità democratica e della cittadinanza attiva dei giovani, rivolto agli studenti dell'Empedocle. È un momento particolarmente significativo all'interno di un percorso che la DIA di Agrigento ha programmato con tutte le scuole, con molte scuole della città, per poter incontrare ragazzi e sensibilizzarli sul tema della legalità e del contrasto alla mafia. L'incontro di oggi però si è anche arricchito dalla presenza di un ospite particolarmente importante che ci onora appunto con la sua presenza, ma ci arricchirà gli studenti con la sua importante testimonianza di uomo di Stato che ha appunto lavorato in tutti gli anni della sua carriera fino a diventare appunto generale in questo impegno importante che è appunto quello del contrasto alla mafia. È un momento di incontro importante, perché nella lotta alla mafia siamo a un momento di svolta, siamo al momento dello sfruttamento del successo. Lo Stato ha dato dimostrazione di sapersi battere sul piano militare anche in questa provincia. A gennaio scorso l'operazione Montagna delinea una capacità delle forze di polizia, dell'Arma, dei Carabinieri in particolare, di leggere il territorio, di poter dare delle risposte operative. Ma tutto questo sappiamo non basta, perché Cosa Nostra ci ha insegnato che nei momenti di difficoltà riesce ad adattarsi alla situazione, secondo il motto qua nostro siciliano di calati iunco che passa la china. La mafia teme più la giustizia o la scuola? Questo è il tema dell'incontro. Io penso che teme la giustizia, ma ancor più teme la scuola, perché la mafia ha potuto allignarsi, a sedimentare, a stratificare nel DNA dei cittadini della Sicilia, per quanto ci riguarda, un sentiment che è un sentiment di distacco, di insofferenza, di sfiducia nei confronti delle istituzioni. Tutto questo si recupera attraverso una capacità di sapere le cose, di conoscere la storia nostra, di conoscere se stessi e di quindi avere quegli strumenti per ribellarsi non alla criminalità mafiosa solo, ma a quella mentalità fatta di tante vie di uscita, di tante situazioni non limpide, di opacità che alla fine fermano lo sviluppo di questa terra. Momenti come questi a cosa servono? Ma interessante per i ragazzi, perché proprio noi che ci occupiamo dei processi educativi, dare questa opportunità di un incontro con una così alta e importante carica istituzionale, noi che ci occupiamo anche, grazie alle autorità tutte della Polizia, dello Stato, quindi Carabinieri, di queste questioni che attengono anche alla formazione nostra, che sono la criminalità, che sono tutte quelle azioni, come dire, puramente delicate che attengono alla comunità tutta nostra, credo che sia per loro la possibilità di dare domande, fare domande, avere risposte. Noi che ci occupiamo appunto di legalità, di cittadinanza attiva, sia un momento veramente esaltante in una giornata come quella di oggi, che è la giornata della memoria. Quindi veramente grazie per questa opportunità che tutti noi stiamo avendo.